Per l'ultima volta della serata l'Autostart accende i lampeggianti per chiamare a sé i 9 concorrenti della settima corsa. 4 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera. Non partente il numero 9 di Elenoir Treb, all'1 Amplen B, Mattia Ricci, 2 Evergreen B, Enrico Bellei, 3 Elegante GSO, Filippo Monti, 4 Ewa B, Roberto Vecchione, 5 Excellent Ban, Andrea Vitagliano, 6 El Diablo LLVP dell'Annunziata, in seconda fila 7 Eloigio Francis, Maurizio Cheli, 8 Eiolo Vittorio Viti, 10 Eros Gad, Maria Laura Lonano. La macchina prende velocità e stacca. Problemi per Elegante GSO. EUAB si porta subito al comando nei numero confronti 3 di Elegante Excellent GSO Ban, squalificato, che si sistema in seconda posizione alla corda avanti ad Amplen B. Poi Eloigio Francis, all'esterno rimane Evergreen B. Ancora segue in corda Eros Gad, che precede Eiolo, e alla retroguardia il Diablo LL. 14,7 per il lancio da parte di EUAB, che si è installata al comando e mantiene anche discreto ritmo. In seconda posizione sempre Excellent Ban, che precede Amplen B, Eloigio Francis, allo scoperto Evergreen B. 29,3 per i primi 400 metri di corsa. Non fa mancare il ritmo Roberto Vecchione in salchi ad EUAB, che porta a casa 600 metri in 44,6. Prosegue in vantaggio EUAB, in seconda posizione Excellent Ban, ad intervallo la terza posizione di Amplen B, che precede Eloigio Francis, poi Eros Gad, di fuori sempre Evergreen B. 859,6. Avanza all'esterno Eloigio Francis, che muove dalla quarta posizione, cerca di scavalcare Amplen B, portarsi su Excellent Ban ed EUAB, che intanto passa il chilometro in 1,15. Arriva Eloigio Francis, che attacca con decisione EUAB, la quale ribatte gli altri che perdono contatto, numero i due che 6 si staccano il Diablo in vantaggio. LL Al comando EUAB, squalificato, di fuori Eloigio Francis. In terza posizione rimane ancora Excellent Ban, che precede Amplen B, poi Eros Gad, che non ha spazio per venire a sprintare. Quando siamo a metà della piegata conclusiva continua il duello tra EUAB, che è al comando, ed Eloigio Francis, che l'attacca all'esterno. EUAB che entra in retta, arriva in vantaggio, Eloigio Francis che ha finito lo spunto, EUAB che nel finale si svincola da Eloigio Francis e viene a vincere. Vince facile EUAB, corre molto bene al secondo Eloigio Francis. Al terzo posto ritorna di dentro Evergreen B. 29,9 ad arrivare per il facile successo della favorita EUAB. Roby Vecchione per Edwin Lagas, i colori dell'azienda agricola Biasuzzi. Vince la 4 anni da Man of Many Mission, e Rouge B in percorso di testa stacca nel finale nei confronti di un valido Eloigio Francis, che se l'è fatta per 800 metri di fuori. Al terzo torna l'altra di scuderia Evergreen B, in numeri 4, 7, 2 per la settima e conclusiva. Favoriti al traguardo, Tana Libera Tutti, EUAB.